Oggi è una giornata importante, oggi si festeggiano i 50 anni dell'associazione Franceschino e Paolo Piras. Paolo che scomparse nel 1934 per un incidente con la bicicletta, poi Franceschino che ha, come dire, fatto nascere questa grande associazione naturalmente dedicata al ciclismo. Noi siamo in compagnia di uno di coloro che fa parte di questo direttivo e che tra l'altro nell'86 vinse anche un bel premio. Intanto ciao Andrea Sarriù. Grazie a Paul De Santi, grazie a Teleregione. Allora, intanto parliamo, cosa significa per te essere qui quest'oggi in occasione di questa giornata, di questi grandi festeggiamenti? Per me è un'emozione perché al di là di tutto si rimane legati al ciclismo, al vecchio ciclismo, quello fatto di passione, di emozioni, che infatti anche in conferenza stampa qualche lacrimuccia è comparsa proprio perché quello che regala la bicicletta, le soddisfazioni non si possono descrivere, diciamo così, in maniera superficiale, diciamo, in una conferenza stampa. Sono ricordi che ogni ciclista porta dentro, ricordi di sofferenza, anche di dolore, perché purtroppo capita spesso di cadere e finire in ospedale. A me è capitato, come a tanti ciclisti doc, di fratturarmi la clavicola. Purtroppo in una gara dove ero in fuga sono stato investito da una motocicletta che non ha rispettato l'alt dei carabinieri e sono finito anche lì in ospedale per la prima volta nella mia vita, e anche quelli sono ricordi che ti rimangono legati a questo sport. L'emozione di essere stato un ciclista importante della Paolo Piras, ripeto, mi è rimasto dentro più di quello che mi ha dato anche la mia professione di medico veterinario, come sai Paul, e sono ricordi indimenticabili, e dispiace, come ho detto, che il ciclismo venga portato alla ribalta dei media, anche degli organi di stampa in generale, soltanto per le questioni legate al doping. Diciamo così, di questo magari ne parliamo fra un attimo, perché io proporrei, Andrea, di dare lo spazio alle istituzioni, vediamo cosa ne pensano loro di questa giornata. Quindi la parola al Presidente della Provincia, poi all'assessore, poi noi ci rincontriamo ancora qui, parliamo di doping e qual è anche il vostro pensiero come associazione, ok? Perfetto, grazie, sì, volentieri. Sicuramente una grande giornata quella di quest'oggi, 50 anni di sport, 50 anni di ciclismo per quanto riguarda questa associazione. Buongiorno Presidente. Buongiorno, 50 anni di storia passata insieme, un sodalizio che è anche amicizia e solidarietà. Sono 50 anni di storia della città da ricordare, perché secondo me ricordare una società come questa, in questa zona, serve a portare avanti la storia della città e la storia della provincia. Lei quando ha parlato con gli amici ciclisti ha detto io li vedo da piccolina perché vicino a casa mia sì, erano proprio lì che si riunivano. Sì, sotto la grande quercia di fronte a casa mia, a parte è un ritrovo abituale per i ciclisti, ma io ricordo la loro maglietta soprattutto e quindi ricordo loro, quindi comunque è importante ricordare questa visione che ho stampata proprio nel cuore di loro che si riuniscono lì e simboleggiano con la loro presenza la storia, l'amicizia e lo stare insieme da tanti anni. Cosa sta facendo la provincia per lo sport? Qualcuno ha parlato di doping, vabbè lasciamo perdere, ma voglio dire, qualcuno ha parlato anche di problematiche intorno allo sport, pochi spazi per chi ama non solo questo sport. La provincia sta facendo molto per lo sport, probabilmente non abbastanza perché non è mai abbastanza. Abbiamo scelto comunque una direttrice che è quella soprattutto che riguarda i giovani, i dilettanti e i disabili. Stiamo sforzandoci molto per riuscire a fornire alla nostra provincia strutture adeguate
Ci sono dei problemi per quanto riguarda gli spazi e le palestre. Noi pensavamo di aver ovviato a questo istituendo un tavolo tecnico che doveva occuparsi di questo in tempi molto precedenti al momento in cui questo problema si sarebbe verificato. Non è bastato, ci vogliono altri sforzi, ci vogliono sforzi da parte di tutti e vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Comunque. Grazie Presidente, Grazie buongiorno. a voi, buongiorno. Poteva certo mancare in occasione di questa giornata l'assessore Duccia, assessore allo sport del comune di Sassari, 50 anni di storia per quanto riguarda questo bellissimo sport. Sì, 50 anni di storia di una società che dura da 50 anni e quindi rende il ciclismo uno sport a Sassari molto forte, che è molto radicato. Dicevano oggi che ci sono più di 1000 aderenti alla federazione ciclistica a Sassari, quindi è uno sport molto praticato in questa città. Io leggevo e si parlava comunque dagli inizi degli anni 30, quando arrivava la bicicletta, che poi serviva non solo per lo sport ma serviva anche per muoversi, quindi, e poi la morte nel 1934 di Paolo Piras, a cui è dedicata questa associazione, e poi il continuo, il proseguire con anche grandi successi per quanto riguarda questo tipo di sport. Sì, oggi secondo me uno degli obiettivi che ci stiamo ponendo anche come amministrazione è quello di fare delle piste ciclabili. Certamente come sport è importante il ciclodromo che sta per essere ultimato, ma anche piste ciclabili perché i giovani possano percorrere le strade in sicurezza e quindi evitare purtroppo le morti che hanno funestato la nostra città anche recentemente di giovani atleti, di atleti che uscivano nelle strade rischiando la loro vita. Lei ha parlato durante la manifestazione, durante questa giornata, ha detto speriamo di riuscire a chiudere i lavori entro fine mandato. Pensa di riuscirci? Non dipende dal mio assessorato, quindi il mio è un auspicio e non una certezza, ma abbiamo sistemato dopo lunga fatica le cose e il progetto in maniera tale da poter essere ultimato entro la fine del mandato. Continua a essere una mia speranza, ma non ho la certezza in quanto non è del mio settore. Il 50° anno, un momento importante per la società Paolo Franceschino Piras, perché è una data importante, mezzo secolo, insomma, mezzo secolo di sport, mezzo secolo di storia, mezzo secolo di cultura, di sani principi dei ragazzi, insomma una cosa bellissima e importante per la città di Sassari, ma io direi di più, per la provincia di Sassari. Questo dà adito a pensare che noi dobbiamo lottare per far portare i valori veri all'interno dello sport, i valori che sono lotta contro il doping, valutare la possibilità di staccare i ragazzi dalla PlayStation. Questa è una cosa molto importante perché noi abbiamo bisogno di farli correre, non guardare la televisione e giocare con i tasti. Avete visto, si parla di ciclismo, si parla di questi 50 anni di una grande associazione che si occupa di sport, in questo caso di ciclismo. Abbiamo aperto parlando con Andrea Sarriu, lui che è medico veterinario e che giustamente dopo i grandi successi anche nell'86 e poi anche quelli che sono andati a seguire mi parlava anche delle varie problematiche in riferimento al doping, quindi lui diceva all'inizio che non si parli di ciclismo solo quando c'è da parlare di doping o cose negative. Il ciclismo è qualcosa di più, qualcosa di positivo, qualcosa che nella vita ti fa crescere. Esattamente, hai detto bene, perché è una scuola di vita, perché nel ciclismo si ride, si piange, si suda molto e poi alla fine non è uno sport ricco come quello che ci può essere rappresentato oggi dal calcio, che ha su di sé tutte le attenzioni. Il ciclismo è uno sport cosiddetto povero, dove chi lo pratica veramente per passione e dove emergono quei valori umani che
purtroppo nella nostra società stanno diminuendo. Io ricordavo il presidente Franceschino Piras, uomo umile che ha inculcato nei suoi atleti quella che oggi verrebbe definita etica intelligente, cioè sapersi comportare in bicicletta come ci si comporta nella vita di tutti i giorni, vale a dire il rispetto per gli altri, soprattutto il rispetto anche per se stesso, rispetto di tutti, vale a dire anche di chi, come nella vita, può rimanere indietro e deve essere aiutato ad essere portato avanti. Io mi ricordo agli esordi, arrivai terzo in una gara, non ci voleva credere nessuno perché era da poco che praticavo questo sport e arrivavo sempre ultimo. Sono arrivato terzo e tutti subito pensavano che io fossi doppiato, che le critiche. Questo succede nella vita. Quando c'è qualcuno in difficoltà la società si allontana, come se avesse a che fare con un lebbroso. E questo non deve succedere. Lo sport, il valore dello sport, principalmente secondo il mio punto di vista, è quello che deve essere anche al servizio degli altri. Cioè chi ha dato qualcosa deve essere lui promotore di aiuto nei confronti dei più deboli. Allora, una chicca prima di chiudere: nel 1931, io non ero naturalmente neanche lui, non avevamo neanche progettati ancora, assolutamente no, perché mio padre è nato molto anche dopo, anche tuo padre, però nel 1931 una chicca, pensate, un sardo vinse una grande gara in Sardegna e il secondo ad arrivare fu Bartali. Questa è una cosa, esatto. Questa è una cosa che ho letto. Da quel momento poi parte questo grande amore per il ciclismo. Nel 1934, lo ripetiamo, muore poi Paolo Piras, a cui è stato dedicato questa associazione, e poi continua il grande mondo del ciclismo grazie anche a questi 50 anni di associazione dedicata al ciclismo. Grazie Paul per la tua presenza qua, sicuramente la società è grata della tua presenza anche perché hai un modo di condurre le trasmissioni veramente unico. Io ti ringrazio per la professionalità. Grazie a te, noi ci sentiamo, prossima puntata, viva il ciclismo e naturalmente viva lo sport, tutto. Ciao, arrivederci.